C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati qui a Centro Anch'io. Prima di interrogare i riminesi sul modo di dire in dialetto, facciamo una bella passeggiata alla cima Corna Pagana. Da Anfo si arriva in auto al passo del Mare, dove sorge il rifugio Rosa al Baremone. In zona Malgaspina, a 1487 metri, si imbocca il sentiero 427 variante e dopo una selvaggia escursione si giunge alla Corna Pagana a 1676 metri. È un itinerario abbastanza breve, ha uno sviluppo di 7 km con un dislivello di circa 300 metri, ma che richiede comunque 3 ore e mezza per l'orientamento nel fitto bosco di mughi, faggi e conifere. Se vorrete avventurarvi in questa ricerca storica tra vecchie mulattiere, trincee e avamposti bellici, rifornitevi di acqua perché la Valle Lunga ne è priva. L'espressione dialettale di oggi è davvero molto famosa e molto usata, faenere lata i genuz, ma i riminesi lo sanno o pensano solo alla piadina romagnola? In questo bel parco con queste belle ragazze studentesse, vero? Sì. Adesso è periodo di esami tra poco, no? Ci siamo. E un piccolo assaggio di esame, quello che una volta era la parte generale, c'è ancora la parte generale del corso monografico, ai miei tempi c'era il preappello, dai, chiamiamolo il preappello. Facciamo un fuoriappello, è questo, il dialetto bresciano. Chi secondo voi è più affine al dialetto bresciano? Lei. No, ma cosa dite? Perché lei è più vicina? Perché sì, dai, è molto brava a imitare. Studiosa lei? Sì. Sì, vero. Cioè gli appunti... Studiosa, Gli lei gli appunti. Gli appunti si chiedono a lei. Esatto. Scritti bene. Ma tu dovresti venderli però, gli appunti. Infatti. Allora, Faegner. Faegner e la Aizonok Genuzze. Di che zona sei tu? è Ligure. Ligure. Beh, effettivamente, insomma, non è facilissimo, già. Hai capito qualcosa, cara Irene? Guarda come godono le tue amiche quando tu non fai bella figura che invece te la stai cavando benone. No, non ho capito. Fa l'ingegnere. No. No, latte, dai, una parola, latte. Latte. Fai venire il latte alle ginocchia, ai genuzzi. Ok. C'è qualcuno che in questo momento ti sta facendo venire il latte alle ginocchia? No. Bene, neppure noi quindi. No, dai. No. Che significa esasperare, spazientire, innervosire? Non mi state innervosendo, no. Bene, a noi questo fa piacere. Eccoci qui con Cristina. Cristina e Benedetto. Benedetto e Cristina. Oh, che si fa qui? La passeggiata, che fate? La passeggiata, dopo il lavoro la passeggiata, tutti i giorni, per tenersi in forma. Allora, chi interroghiamo qui? Io farei Benedetto che fa ridere di più, perché io ho detto un pochino ci mastico, no? Ecco, perché Benedetto serve a far ridere. Esatto. Ok, cioè tu ti aspetti la figuraccia. Hai capito? Esatto. Hai capito? Vedi che moglie. E poi si parla della televisione trash, ma Benedetto adesso ti dimostrerà che non farà nessuna figuraccia. Allora, caro Benedetto, questo è il modo di dire da leggere. Vai, fa. Egner elat ai zenoch. Guarda questa come ridacchia. Inquadra, guarda a moglie così. Fa egnere il latte ai genuzzi. Hai capito qualcosa? Fa venire il latte alle ginocchia. Chi fa venire il latte alle ginocchia? Chi ti rompe. Chi ti rompe? No. Oh, mai. Anche perché basta dire sempre sì. Ogni tanto tu hai ragione in casa. No, mai, assolutamente. È vero, ha sempre ragione lui, è l'ultima parola. Falla finita che la facciamo finita anche noi qui da Rimini. Ciao, alla prossima.